Grassi animali oppure oli vegetali? Quali scegliere per la nostra dieta? Io sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, e faccio questo video perché recentemente sono state pubblicate nuove evidenze scientifiche che hanno confermato dei dati già ampiamente analizzati in letteratura, cioè che gli oli vegetali sono tra i grassi che vanno meglio per la nostra dieta. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. I grassi che assumiamo con la nostra alimentazione non sono tutti uguali, infatti ci sono dei grassi che possono essere assunti in quantità maggiori, altri che devono essere assunti in quantità limitate. Partiamo da quelli da assumere in quantità limitate, sono soprattutto i grassi di origine animale, stiamo parlando soprattutto del burro, del lardo, della pancetta, del bacon e dello strutto. Questi alimenti contengono grandi quantità di acidi grassi saturi, che sono quei grassi che aumentano il livello del colesterolo, soprattutto il colesterolo cattivo LDL, che è il principale responsabile della formazione di placche a livello delle carotidi, dei vasi del cuore o degli arti inferiori, ed è tra i principali responsabili di infarti e ictus. È bene ricordare che i grassi saturi, quelli da limitare, sono abbastanza rappresentati all'interno delle carni rosse, degli affettati, dei formaggi soprattutto stagionati, del latte intero. Passiamo ora agli oli vegetali, quelli che possono essere assunti in quantità maggiori ma sempre con moderazione. Il re indiscusso è e resta sempre l'olio extravergine d'oliva, di cui l'Italia è uno dei principali produttori mondiali. Questo olio contiene vitamina E, agenti antiossidanti, antinfiammatori e soprattutto acidi grassi poliinsaturi, quelli che hanno dimostrato di abbassare il colesterolo cattivo LDL e aumentare quello buono HDL. Ora vediamo le quantità raccomandate. Il dosaggio raccomandato di olio extravergine d'oliva giornaliero è di 20-30 grammi a persona, ma dato che il peso è più difficile da calcolare e meglio utilizzare il volume, possiamo tenere a mente di non superare i 250 ml ogni persona a settimana. Questo vuol dire che se prendiamo una bottiglietta da mezzo litro e cuciniamo per una sola persona, questa non deve durare meno di 2 settimane. Se cuciniamo per 2 persone non deve durare meno di una settimana. Quindi una bottiglia da 1 litro deve durare non meno di 2 settimane se cuciniamo per 2 persone e non meno di 1 mese se cuciniamo per una sola persona e così via. L'olio extravergine d'oliva deve essere utilizzato principalmente a crudo o soltanto al massimo per cotture leggere. Altri oli vegetali che vanno bene e devono essere consumati sempre a crudo sono l'olio di semi di vino e l'olio di canapa, ma anche altri oli meno consumati nella cucina mediterranea come l'olio di avocado o quello di sesamo vanno anche bene. Anche sugli oli vegetali vanno fatte alcune distinzioni, infatti ci sono alcuni oli comunque da limitare come quello di girasole, mais e soia, anche se su quest'ultimo i dati sono un po' controversi, ed altri che è meglio evitare come l'olio di palma e quello di cocco. Ma tornando allo studio che avevo citato all'inizio del video, in cui sono state eseguite più di 200.000 persone per quasi 40 anni, si è visto che chi assumeva più grassi animali rispetto agli oli vegetali aveva un 15% in più di mortalità per tutte le cause e chi assumeva più oli vegetali rispetto ai grassi animali aveva una riduzione significativa sia della morte per cause cardiovascolari sia per la morte per cause tumorali. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove potrete trovare tanti altri video informativi come questo. Grazie e buona salute a tutti!